E ne parliamo con l'ospite che avevo pronunciato prima, Giulia Albanese, docente di storia contemporanea all'Università di Padova, ma è anche vicepresidente dell'Istituto per la Storia della Resistenza. Buongiorno e benvenuta, benvenuta. Allora, abbiamo sentito molti titoli su questo, il tema del rapporto tra passato e presente. Ci sono stati molti eventi, profanazioni di tombe nei cimiteri ebraici, ma anche manifestazioni in tutta Europa. Esiste questo rischio e questi germi che contaminano la società? Beh, i rischi esistono, diciamo, è sotto gli occhi di tutti che ci sono dei problemi con l'antisemitismo e diciamo, con la memoria e l'antisemitismo. Io penso che bisogna lavorare su due piani, cioè il piano culturale, quello della storia più che della memoria, cioè di ricostruire che cosa ha portato l'antisemitismo nella storia d'Europa, quali sono state le sue conseguenze, ma anche sul piano politico, cioè sul piano politico lavorando per un'Europa più inclusiva, per diciamo, includere le minoranze nelle loro particolarità e diciamo, diversità e riconoscerle per quello che sono. Diciamo. Quanto sono importanti anche le parole, il lessico, no? Che alimenta l'odio? Ovviamente il lessico è molto importante, anche se diciamo, non esiste una correlazione diretta tra, o non sempre esiste una correlazione diretta tra violenza verbale e violenza fisica, però la violenza verbale è sicuramente un segno di una maggiore intolleranza, di un'intolleranza che cresce nelle nostre società e che trova diciamo, anche riscontro in pratiche violente. C'è una definizione che è quella, a proposito di parole intendo dire, che è quella di antisemitismo, la più recente, è stata fatta proprio dal nostro paese. Intanto diamola e poi cerchiamo di capire se lei è d'accordo o no. Sì, la definizione diciamo, mira a identificare tutti quegli atti che vengono compiuti nei confronti degli ebrei o delle comunità ebraiche ed è una definizione problematica e discussa, è stata molto discussa per esempio in Inghilterra, anche negli Stati Uniti, perché viene utilizzata, anche se nel suo testo diciamo, è riconoscibile come una definizione assolutamente accettabile, è utilizzata per stigmatizzare anche diciamo, discorsi di opposizione nei confronti degli attuali governi israeliani. Quindi c'è un uso diciamo, doppiamente politico di questa definizione che in parte anche limita diciamo, il discorso. Io penso che bisognerebbe lavorare di più su diciamo, la consapevolezza di che cosa di chi sono gli ebrei e della storia che hanno avuto nel nostro paese, una storia lunga che è data dall'impero romano e diciamo questo è quello che manca, cioè discutiamo molto di giorno della memoria, ma è come se gli ebrei fossero dei simboli, non fossero delle persone, non fossero una comunità che ha sempre vissuto tra noi e non fosse parte di questa comunità. Io penso che la consapevolezza rispetto a questo sarebbe per certi versi più utile della memoria o diciamo, dovrebbe essere accompagnata alla memoria dell'Olocausto.